Efesine, capitolo 2. La salvezza di Cristo. Pure voi, insieme a qualche tempo fa, vi comportavate in da maniera e gli sto mondo, e stavate a sentire o capo tutte quelle potenze che regnavano fra cielo e a terra. Voi rigere che lo spirito infame, che mo svolve da tutti quegli uomini che si stanno arrabbiando contro Dio. E così, proprio perché avete fatto parecchi sgarri e parecchi peccati, steve voi pure campando senza vita. E poi, non ci siamo arrabbiati pure noi come allora. Una volta pure noi abbiamo preso a tutte le smanie, la natura nostra assai devoluta, e facevamo tutto quello che desiderava il corpo nostro, e che la capa nostra guastata. E così pure noi avevamo essere castigati a Dio come a tutti gli altri. Ma la pietà di Dio è stata assai rossa con noi, e così è stato pure l'amore suo assai rosso, che ha mostrato per noi. Non vi scordate mai che siete stati salvati solo per grazia di Dio, perché per mezzo di tutti i peccati nostri, ognuno di noi era senza vita, e Dio ci ha fatto campanata a voto insieme con Cristo. Ha unito a Cristo Gesù, Dio ci ha fatto risorgere e ci ha portato in do regno suo, per ci far regnare insieme con esso. A così, esso è stato buono con noi, proprio per mezzo di Gesù Cristo, e a così ha voluto mostrare pure a tutti quelli che verranno appresso, quando è rossa e chi ne amore tutta razza sua. Ha ricordato che per razza di Dio, che voi siete stati salvati, proprio per mezzo della fede vostra in Gesù Cristo. La salvezza per questo non viene a voi stessi, perché questo è solo un reale di Dio. Non è un frutto che è tutte forze vostre, e proprio per questo nessuno si potrà mettere a spaccognare per questa cosa. È stato Dio che l'ha fatta, è stato esso che ci ha creato e ci ha unito a Cristo Gesù, per ci far rindare la vita nostra tutte quelle opere buone che esso ha preparato in sino principio. La riconciliazione dei giudei e pagani con Dio. Ha ricordato voi non siete ebrei per nascita. Tutte le ebrei chiamano non circoncise, quando invece chiamano a loro stesse circoncise, per mezzo di quel segno che è stato fatto in coppa corpo loro. Voi state rasati a Cristo, il forastieri, non faceva parte del popolo di Dio. State scassati dentro a tutte le promesse sue, dentro a quell'alleanza sua. Irva un coppa a sto mondo come persone senza speranza e senza Dio. Ma invece che siete stati uniti a Cristo Gesù, per mezzo alla morte sua, voi che siete lontani, siete diventati vicini. Cristo è la pace nostra. Issa ha fatto diventare un popolo solo, e i pavani e tutte le ebrei. Issa ha smantellato quel muro che sparteva e faceva appiccicare. Gesù Cristo, sacrificando issa stessa, ha luato a mezzo che la legge dell'ebreia, con tutte le comandi buone e con tutte quelle cose che non si potevano fare. E così ha creato un popolo nuovo e ha portato la pace in mezzo a loro. Per mezzo della morte sua in coppa a croce, l'ha unita in un popolo solo e la mise in la pace di Dio. Sacrificando se stessa in coppa a croce, ha scassato tutte quelle che tenevano spartute. E come sta scritto in la Bibbia, essa è venuta a predicare la pace a voi che stivate lontani, e la pace a tutte quelle che stavano vicino. E così, proprio in mezzo a Cristo Gesù, tutto quanto insieme, noi, ebrei e non, ci abbiamo presentato innanzi a Dio, o Padre, a unire in lo stesso Spirito Santo. E proprio per questo, voi non siete più forastieri, perché pure voi, insieme con l'altro, appartenete a chi lo popolo e alla famiglia di Dio. Facetemo parte, e che la frave che tiene veramente la vostra e i profeti, e come avrete il puntone, o stesso Gesù Cristo. È esso che ha fatto diventare stabile tutta la costruzione e a far crescere in da far diventare un tempio santo per il Signore. A unita a essa, pure voi siete costruiti insieme con l'altro, per diventare la casa ad Dio sta alloggiando per mezzo dello Spirito Santo.